Adesso vorrei aprire un capitolo dedicato alle emozioni, dedicato alla passione, dedicato alla velocità, dedicato all'innovazione. Parliamo di uno dei distretti geografici centrali per anche la tenuta economica del nostro paese e anche per il posizionamento dell'Italia nel mondo. Sto parlando della Motor Valley. Lo facciamo con Patrizia Cianetti, Marketing and Communication Director di Ducati, che ritroviamo su questo palco a un anno di distanza. Ciao Patrizia. Andrea Ferraresi, a capo del centro stile e strategia, sempre di Ducati. Marco Pascali, vice direttore di Quattro Ruote, praticamente la principale rivista automobilistica d'Italia. Allora, un anno fa, Patrizia, ci eravamo lasciati proprio qua. Esatto. Parlavamo di Motor Valley, parlavamo di innovazione, di un settore che sicuramente è molto complesso, sicuramente sta affrontando delle sfide non solo in ambito, diciamo, sportivo e racing, ma anche in ambito di società civile molto impegnative, di queste poi discuteremo insieme. Ma vorrei iniziare concentrandomi proprio sul concetto di Motor Valley, perché in questa giornata parliamo moltissimo di tradizione che si lega al presente. Abbiamo prima sentito molti giovani che hanno preso in mano poi le aziende di famiglia, inserendovi tutta una serie di elementi di innovazione. Ecco, in un distretto come quello dell'Emilia-Romagna, la Via Emilia, cioè ci sono 6 brand leggendari che ormai sono entrati nell'empirio del mondo dei motori, 4 circuiti iconici, 8 istituti di formazione d'eccellenza, e anche di questo parleremo perché poi credo sia la parte che ai ragazzi in sala interessa maggiormente, ovvero capire qual è il loro futuro se volessero un giorno venire a lavorare in Motor Valley. E poi c'è anche tutta la parte proprio di mantenimento delle tradizioni e quindi i musei, che sono un po' un vostro fiore all'occhiello. Come vive la Motor Valley e in che modo fa sì che quelle emozioni del passato oggi poi arrivino sulle nostre strade, quando si parla anche di emotional mobility, no? Sì. Allora, intanto grazie, ciao a tutti di nuovo, è un piacere e un onore essere a questa, diciamo, edizione dell'eccellenza italiana. Dunque, io ricomincio dando qualche numero di Motor Valley perché continuo a pensare, ce lo dicevamo prima, che siamo bravi in tante cose in Motor Valley, ma forse non abbastanza nel farci conoscere in Italia e nel mondo. Il distretto della Motor Valley, che si distribuisce lungo la Via Emilia, quindi geograficamente è una striscia veramente piccola, conta circa 16.000 aziende, quindi al di là dei 6 brand, 4 circuiti, musei e collezionisti, è veramente un reticolo industriale potentissimo. Impiega circa 90.000 addetti, quindi c'è anche un concentrato di competenze, di risorse umane incredibile, e genera un export di circa 7 miliardi di euro, quindi anche economicamente ha un peso importante. È un concentrato incredibile che unisce anche brand in competizione fra di loro e che unisce qualche secolo di storia. Se li sommiamo tutti insieme in un qualche modo facciamo veramente questo. Che cosa rende possibile, qual è, diciamo, la magia che si crea quotidianamente nel Motor Valley? Direi quel mix fra grande passione, grande dedizione, studio, ricerca e quindi competenza, attitudine anche al godersi il proprio lavoro, i risultati del proprio lavoro, che forse è tipico dell'Italia ma un pochino di più forse dell'Emilia Romagna. Il tutto genera questa ricetta che poi dà vita a delle eccellenze mondiali, a delle meraviglie e degli oggetti che definiscono e hanno definito la storia del motorsport nel mondo, direi. Andrea, proprio legandomi alle parole di Patrizia, sicuramente ciò che voi realizzate poi diventa iconico, diventa distintivo nel mondo. Ma cosa realmente fa del Made in Italy legato al mondo dei motori così riconoscibile, così unico? Allora, intanto anch'io saluto il pubblico, pausa pranzo, quindi sono un po' degli eroi tutti questi. Grazie di essere qui ad ascoltarci. Cosa rende unico il Made in Italy nel mondo delle moto? Secondo me 2 fattori principalmente, che sono il design e la tecnologia.
E Ducati, l'azienda che io e Patrizia rappresentiamo oggi, è un po' un campione di questo. A noi piace definire Ducati, le nostre moto, come la magica combinazione di una bellezza sensuale e di tecnologia sofisticata. Se parliamo di design, Massimo Tamburini, il più famoso designer motociclistico, era un italiano e per noi ha disegnato la moto che è probabilmente considerata la più bella del mondo, la 916. E parlando di tecnologia non possiamo non ricordare i successi sportivi che sta avendo Ducati in questo momento: 5 titoli costruttori in fila, 3 titoli piloti, ma non è solo Ducati. In questo momento l'Europa, quindi Ducati, Aprilia, KTM, 3 brand europei relativamente piccoli, sono riusciti dal punto di vista tecnologico, correndo e vincendo in MotoGP, che è la massima espressione della tecnologia motociclistica, sono riusciti a scalzare i giapponesi, brand enormi come Yamaha, Honda, non riescono a competere allo stesso livello delle piccole Ducati, KTM e Aprilia. In questo sicuramente il mondo del racing, dello sport, è un biglietto da visita, no? Perché in qualche modo fa avvicinare chiunque a una realtà che per certi versi sembra quasi inarrivabile, ma poi arriva anche nelle nostre case. Marco, voi con 4 ruote vi trovate a raccontare il mondo dei motori. Lo fate da tecnici e non solo. In che modo si sceglie di entrare in questo mondo lato racconto, lato giornalistico? Io credo che, intanto anch'io vi saluto e grazie di essere qui. Io credo che il mondo dei motori sia un mondo un po' magico, da sogno. Adesso parlavamo di Motor Valley, però è molto interessante raccontare la storia di questo territorio, no? Quindi questo territorio piatto, dove i motori, la necessità dei motori arriva dall'agricoltura, dove fare 1 chilometro all'ora in più significava raccogliere di più, finire prima, andare a casa, mangiare bene. È un territorio baciato dalla fortuna anche dell'invenzione alimentare, della cucina. Quindi il mondo dei motori rimanda sempre al sogno. Io credo che tantissime persone che si sono avvicinate al giornalismo automobilistico in realtà abbiano avuto la necessità e la voglia di raccontare questa enorme cultura. Magari hanno provato a fare designer, magari hanno provato a fare gli ingegneri e poi si sono resi conto di essere, oggi li chiameremo divulgatori, no? Però di essere bravi a raccontare le storie, e quindi si sono messi al servizio di questa grande passione, ripeto, per i motori. Quindi credo che a questo punto la narrativa dei motori oggi più che mai vada presa seriamente. Viviamo in un mondo della comunicazione estremamente sofisticato, dove chiaramente al tradizionale giornale, che è un oggetto in cui io credo tantissimo e che credo non morirà mai, ma si sono affacciati nuovi media straordinari, molto potenti, che andrebbero attenzionati ancora di più, perché hanno il compito adesso loro di trasportare questa energia, questa passione nei confronti dei motori. La domanda è con quale competenza, ma sarebbe un'altra. Però ci arriviamo, perché sulle competenze per arrivare a entrare nel mondo dei motori, sicuramente da lati diversi, e voi diciamo siete il simbolo del modo in cui, e magari vi chiedo anche la vostra esperienza poi nell'avvicinamento a questa realtà. Prima però vorrei fare un ulteriore passo indietro. Prima parlavamo anche dei nuovi media che permettono, no, anche nuove metodologie comunicative. Sicuramente i successi che Ducati ha avuto, soprattutto negli ultimi anni nel mondo racing, hanno contribuito, e in che modo, a dare nuovo sprint al brand? Allora, intanto ha dato nuovo sprint a noi che lavoriamo in Ducati, evidentemente, perché il lunedì mattina da noi è molto diverso in funzione di come è andato il weekend di gara, no? E quindi lo capisci subito, sali le scale e già capisci che sarà una bella settimana, o magari una settimana un po' in salita. In realtà lo capisci la domenica alle 14:40, in base a come è andata la gara in prima. Dunque, per un'azienda come Ducati, l'esposizione sportiva, quindi nel nostro caso MotoGP ma anche Superbike, e da 3 gare il mondo del mondiale cross,
è tecnicamente l'investimento più importante in marketing e comunicazione, perché è il picco massimo di visibilità che Ducati può raggiungere con i suoi mezzi, considerando che ormai più o meno ogni weekend siamo in TV, poi pay TV, canali satellitari e altro, ma siamo in TV in giro per il mondo. Quindi sicuramente ha un impatto grandissimo su quella che è la cosiddetta awareness del brand. Ha un impatto, come vi dicevo, anche nel quella che tecnicamente si chiama goodwill verso la marca, quindi benevolenza verso la marca, riconoscimento di prestigio della marca stessa. Una marca che vince è più prestigiosa di una marca che non può esporre i titoli, i trofei nel proprio museo, nella propria reception. C'è anche un po' il lato, diciamo, l'altro lato della medaglia, ed è i momenti in cui questi risultati non sono come si vorrebbero, o magari tardano, o magari vanno in una direzione non esattamente, diciamo, la migliore. Genera grande dibattito, grande discussione. È uno sport, quindi lo sport genera tifosi appassionati, e gli appassionati sono molto vocali, per cui in un mondo in cui il social media ha un grande impatto sulla reputazione della marca, avere uno stuolo di tifosi non soddisfatti sicuramente è un tema. In generale però questi ultimi anni per noi sono stati di grandissima soddisfazione. La marca oggi, in questi mesi, in questi ultimi 2 o 3 anni, diciamo che è in una forma smagliante, e probabilmente possiamo dire che Ducati non è mai stata così amata come è adesso, in un qualche modo. Ecco, Andrea, tu sei a capo del centro stile e strategia di Ducati, quindi in qualche modo sei responsabile sia della parte di design che poi anche di identità visiva, no? del prodotto. Qual è la sfida più grande nel realizzare una moto Ducati che sia iconica, che resti per sempre? Ducati è riconosciuta nel mondo come l'azienda che produce le moto più belle. Noi abbiamo fatto ogni 2 anni circa facciamo un survey sul nostro brand, e quando si chiede a qualcuno perché ha comprato una Ducati, al primo posto dice perché è bella, poi perché è performante, il brand eccetera, ma soprattutto la sfida più grande è quella di riuscire ogni volta a realizzare un modello nuovo con un design che sia l'evoluzione della moto che l'ha preceduta, ma che riesca in qualche modo a stupire. Il nostro approccio al design è un approccio di evoluzione, non vogliamo ogni volta realizzare qualcosa di completamente nuovo, e questo perché fra i 6 valori, i 6 punti cardine, pilastri del design di Ducati, c'è la riconoscibilità. Perché è così importante essere riconoscibile? Quindi perché è così importante che ogni moto nuova comunque abbia dentro i geni di quelle che l'hanno preceduta? Perché quando tu compri una Ducati non stai comprando solo la moto, stai comprando il diritto, ti stai iscrivendo al club dei ducatisti, e quindi tu vuoi fare vedere che sei un ducatista, e ovviamente il modo migliore per far vedere che sei un ducatista è sederti e andare in giro e farti vedere con questo animale rosso rumoroso. Ma questo animale rosso rumoroso deve essere chiaramente riconoscibile, identificabile come una Ducati. Il nostro obiettivo al centro stile è quello che se una Ducati, anche se una Ducati non è rossa, è verde o grigia, per carità, verde no, deve essere immediatamente riconoscibile da distanza, perché tu vuoi farti riconoscere come ducatista. Ora Marco arrivo da te, visto Patrizia che tu ti occupi proprio della comunicazione e del marketing di Ducati, un ducatista resta ducatista per sempre? Cioè c'è da effettuare un'opera, diciamo così, goccia per goccia di fidelizzazione, oppure se io sono un ducatista il cuore resta rosso? Allora, tendenzialmente c'è il colpo di fulmine. Quindi, come dire, si diventa ducatisti per una folgorazione estetica. Vedi una Ducati di un amico o di un conoscente parcheggiata, ne rimani colpito. Può essere una gara, può essere la storia, un pezzo della storia di Ducati, però diciamo che è un colpo di fulmine. A tutti gli effetti è una relazione d'amore ad altissima intensità emotiva, quindi non è una relazione funzionale o di scambio di benefici.
tendenzialmente si rimane ducatisti per la vita, salvo poi dei tradimenti. C'è chi si sente tradito perché magari Ducati fa delle scelte che non condivide, però è proprio una relazione basata sulle emozioni visive, fisiche, individuali, di sportivi, e quindi, come dire, il nostro mestiere, in particolare nel marketing e nella comunicazione, una volta che Andrea col suo gruppo di lavoro crea questi oggetti meravigliosi, è continuare a nutrire queste emozioni, quindi continuare ad offrire dei pretesti per vivere questo club, per starci dentro, per divertirsi, conoscersi, farsi vedere, no? Il famoso tema delle esperienze. Ducati, come Ferrari, è l'unico brand motociclistico che ha i tifosi. Nel mondo delle moto si tifa per il pilota, ci sono i valentiniani, ci sono i tifosi di Biaggi, Mick Doohan, eccetera eccetera. Noi abbiamo i tifosi Ducati. Qualunque sia il pilota, tu sei un ducatista. Probabilmente nel tifare Ducati c'è il riconoscersi italiani, c'è il tifare per qualcosa che al di là del Made in Italy è italiano nell'animo, e qua si lega anche a tutta la storia del territorio, la storia del mondo dei motori. Se posso, un aneddoto. La nostra Ducati è chiaramente una community bellissima, meravigliosa, di appassionati che vengono da tutto il mondo, e siamo l'unico brand di moto, ma in realtà anche delle auto, direi, che ha un nome proprio che permette di riconoscersi nel mondo, ed è "io sono ducatista". Quindi noi abbiamo dei clienti dalla Malesia, dal Canada, dal Brasile, da ovunque, si riconoscono. E quindi, però il problema qual è? Che usano il plurale. Ciao, io sono ducatisti. E quindi noi facciamo delle formazioni per spiegare agli appassionati che devono usare il singolare. Questa è una piccola battuta per dire che in realtà la forza di appartenenza al brand è anche frutto della nostra identità italiana, che poi permeano in qualche modo il modo in cui facciamo le cose, il modo in cui creiamo, disegniamo, organizziamo un evento, guardiamo una gara, no? Si crea lo stile italiano, che è più ampio del fare italiano, secondo me. Sicuramente. Vai, io ho una domanda. Prego. A proposito di lavoro giovanile e di Motor Valley e di quanto tutto mi piace che... quando ho giornalisti sul palco, capito? Ma parliamo un attimo di sound design. Se c'è una cosa per cui la Ducati è riconoscibile è il rumore, come dicevi giustamente tu, ma un rumore molto particolare. Che rumore è? Sì, il rumore di Ducati, come il rumore per l'Harley Davidson, è un rumore riconoscibile, è un rumore con toni bassi, e deriva dalla nostra storia, ovviamente, deriva dalla tipologia di motore che noi utilizzavamo e continuiamo a utilizzare, che era il motore V2. Adesso abbiamo aggiunto anche il motore V4, però quello il rumore a cui tutti pensano quando si pensa a Ducati è il basso, i toni bassi del bicilindrico V2. Sapete, chi non lo sa, noi adesso abbiamo cominciato a competere anche nel campionato mondiale delle moto elettriche. È un bel tema per voi. Ora apriamo il tema legato all'elettrico. Ho spoilerato. Hai spoilerato. Vai, ti faccio finire il discorso e poi... Sì, assistere a una gara di moto elettriche ti perdi un po' qualcosa, però Ducati ha un principio di fondo. Noi siamo un'azienda guidata dalla tecnologia, e quindi quando qualcosa non è più tecnologicamente adeguato, anche se fa parte della nostra storia, viene superato e comunque si passa a guardare qualcosa di nuovo. Nel caso in cui, e secondo me siamo ancora un po' lontani, la tecnologia prevalente fosse quella delle moto elettriche, vabbè, pazienza, insomma, è un peccato, perché è sicuramente un peccato l'emozione del rumore. Adesso ci sono voci sulla Formula 1, anche scelte possibili in futuro, però assistere a una gara con motore a combustione interna è veramente perde una parte di quel ti perdi pathos. un pezzettino, però
ripeto, per noi quando siamo guidati dalla tecnologia, quando qualcosa è superato o c'è qualcosa di migliore che ti consente una performance migliore, allora ci lanciamo. Prima hai detto una parola chiave, elettrico. Sicuramente la transizione green, la transizione a quello che sarà poi il futuro della mobilità sostenibile è una delle sfide più grandi per l'automotive, il mondo delle due ruote. Sicuramente tutta la parte di innovazione che viene anche dalla sperimentazione racing sportiva è qualcosa che poi può essere trasferito, no, alla mobilità civile, chiamiamola così. Marco, proprio su questo punto, cioè sicuramente dovremmo cambiare un po' il paradigma e anche il modo, no? Lui raccontava la perdita in parte delle emozioni che un motore a combustione classico dà. Ci sono dei paradossi in tutto questo e soprattutto quale sarà il futuro, se c'è, dell'automotive anche italiano? Allora, il futuro per il momento l'ha scritto la politica ed è stato confermato dalla Commissione europea che nel 2035 dovremo andare in giro in un certo modo, quindi tendenzialmente con stragrande predominanza di trazione elettrica, poi che sia alimentazione idrogeno, batteria o quant'altro. Capiremo. Questo in realtà è un discorso molto noioso e che distrae da quello che è il mercato e le passioni per l'automobile, che infatti è stato distrutto letteralmente nell'anima, nella consistenza, nel sogno in questi anni, no? Questo dibattito in realtà purtroppo ha aperto un prima e dopo. Ci sono una serie di contraddizioni e come, perché noi siamo qui al Festival del Made in Italy, davanti all'ingresso c'è una colonnina di ricarica super veloce, non serve a niente in città, dovrebbe essere in un altro contesto, ma questo è un altro problema culturale che dovremo affrontare. La verità nell'immediato è che io sono venuto qui con un'auto elettrica, non ho potuto ricaricarla perché c'era un'auto termica e una Tesla sotto carica. Quindi questo per dire che parlare di auto elettriche senza capire da quale contesto si arrivasse e dove dovremo andare è il primo sbaglio che ha fatto l'Unione Europea nel ordinare, come dire, con questo enorme tasto, no? 0, 1, 1 auto elettriche. Non funziona così, perché l'auto elettrica ha bisogno di regole di ingaggio molto chiare, di una mobilità estremamente più ordinata di quella che esiste in Europa in generale e in dettaglio in Italia, e soprattutto il 4% scarso di mercato italiano, fanalino di coda europeo, di un mercato che comunque non sfonda il 14%, mentre avrebbe dovuto essere addirittura il 40% secondo alcune stime oggi, dice una cosa: intanto che le imposizioni all'umano non piacciono. E la seconda cosa è che all'italiano, che ha una terra che si chiama terra di motori e che è un po' convinto di poter reinventare la ruota tutte le volte, facendocela peraltro, questa cosa qui dell'auto elettrica non va bene. Non è stata comunicata nel modo corretto. Si sono creati, qui entro squisitamente in Italia, delle fazioni. I social ci restituiscono un mondo completamente polarizzato e polarizzante in merito a una tematica che invece avrebbe bisogno di un'altra cultura. E quindi se faccio un salto e mi collego ad esempio al tema del rumore, certo il tema del rumore è un tema dirimente nell'acquisto di un'auto, di una moto non ne parliamo, di una supercar non ne parliamo. Il problema è che non c'è, perché è un'altra mobilità. Quindi il tema è: esiste un'infrastruttura? Il governo ha messo in campo tutte le operazioni ha coordinato correttamente con la politica l'opportunità che queste auto elettriche possano essere acquistate e in seconda battuta addirittura desiderate, mettendo sul piatto nuove culture di motorsport e quant'altro. Questo è un tema molto noioso, per quello che l'ho anticipato, ma è il tema della transizione. È un tema noioso, ma è un tema cruciale, cioè è quello che ci deve aspettare nel capire anche come, no, poi delineare il percorso dei prossimi anni, perché qua si parla del 2035, la fine delle immatricolazioni. Concludo velocissimamente il tema delle regole di ingaggio, perché il problema dell'auto elettrica appunto è che non può essere utilizzata da tutti. E questo è il grande errore di comunicazione che oggi l'industria sta commettendo, in coda al problema della politica, che non permette il decollo di automobili che vanno molto bene. Allora, su questo punto, visto che poi il tempo stringe, non so se ci sono delle domande in sala, però vorrei da ognuno di voi
dare dei consigli ai ragazzi che si trovano qua e che forse vogliono arrivare a far parte di questo mondo, prendendo poi, no, i lati diversi, le varie facce, perché tu hai parlato di una nuova cultura che forse anche la mia generazione, i millennials, non ha così in maniera profonda, ma che la Gen Z probabilmente ha. E allora le nuove figure professionali che possono entrare nel settore possono portare non solo aria nuova, ma anche un modo diverso di pensare e di indurre a una nuova politica. Punto numero 1. Punto numero 2, ognuno di voi, se dovesse ricevere un CV da qualcuno di questi ragazzi, cosa ricercherebbe in loro in relazione alle posizioni che poi servono maggiormente? Allora, inizio io. Vai. Intanto, normalmente, cioè, diciamo, nello scenario attuale c'è sempre bisogno di ingegneri, meccanici, elettronici, ma sempre di più diventano rilevanti e determinanti le professioni legate al mondo digitale, cyber security, cloud computing, data analyst and strategist. Perché? Perché anche su un mezzo come la moto la quantità di dati che sono disponibili, dalla lettura della centralina, dalla lettura del dato di comportamento degli utenti, immaginate nelle competizioni quanti dati ci sono centrali, e magari non si pensa immediatamente, non si associano queste figure. L'altro tema, in particolare nel mondo marketing e comunicazione, che per noi è determinante, soprattutto per un brand come Ducati, che unisce 3 fattori incredibilmente complessi, che sono passione, tecnologia e specificità di industria, tutto il mondo della narrativa, dello storytelling, della costruzione del contenuto. Se non si hanno queste 3 componenti è molto difficile creare un racconto ingaggiante, bello, che emoziona, come il team di Eccellenza Italiana sa fare ad esempio nei canali social. Questo trittico per noi è determinante. Quando io ricevo un CV, cerco nei ragazzi passione e motivazione. Passione perché lavorare da noi è stressante, e se tu non sei appassionato o di moto o del tuo lavoro, più del tuo lavoro che non di moto in assoluto, non ce la fai. Motivazione perché la motivazione è il motore che ti spinge. E cosa vuol dire per me essere motivati? Essere motivati vuol dire aver fatto già da studente delle scelte ben precise, esserti impegnato in attività che sono extra percorso di studi, che però dimostrano che tu hai fatto una scelta quasi di vita. Ducati collabora, ci tiene molto, collabora con le università nell'ambito della formazione, quindi sponsorizziamo la Moto Student a Bologna. Chi ha fatto la tesi in azienda, qui c'è un ragazzo del Politecnico di Milano, chi ti chiede di fare la tesi in azienda e vuole venire in azienda perché vuole lavorare in azienda, o chi passa le ore, le nottate dedicandosi alla moto, all'attività della Moto Student o l'equivalente delle auto, vuol dire che ha già fatto una scelta ed è probabilmente un buon candidato e ha una grandissima motivazione a lavorare per te. E tra l'altro in questo Ducati anche tutta una serie proprio di percorsi, no? Di formazione, di collaborazioni con le università, a partire da quella di Bologna e non solo. Esatto, c'è collegata alla Motor Valley, quindi non solo Ducati ma tutte le aziende della Motor Valley hanno lavorato con le università di Bologna, Parma e Reggio Emilia per costituire il MUNER, che è Motor Vehicle University of Emilia Romagna, che è un'università pazzesca, a stampo, diciamo, fondamento ingegneria verticale sul mondo evidentemente dei veicoli e del motorsport, in inglese, internazionale, dove molti dei docenti sono poi le persone che lavorano in azienda, sono anche direttori di reparti e altro. Chiaro. Paradossalmente, io lo dicevo con un mio collega ieri, stavamo parlando, paradossalmente noi abbiamo, a differenza di molte aziende, abbiamo il problema opposto, cioè noi non abbiamo posti disponibili per tenere tutti questi ragazzi che vengono da noi, che sono super motivati, veramente bravissimi, però non puoi assumere tutti, noi siamo piccoli ed è veramente
è un po', adesso non vorrei esagerare, però un po' ti dà un po' ti dispiace veramente tanto. Anzi, è deve spingere un probabilmente peccato. a far crescere altre aziende nel settore per poter cioè, noi creare siamo un consapevoli ecosistema. che la maggior parte, per forza, di questi ragazzi comunque andrà via e quindi andrà a rinforzare un tuo competitor, però in realtà alla fine prevale la tua voglia di formare persone, formare ingegneri, designer, quindi questo così supera un po' il dispiacere di aver rinforzato un po' un competitor. Marco, siamo in chiusura? Competenze, o meglio, per chi, non lo so, magari sono pochi, che vuole intraprendere questa follia nostra di fare i giornalisti legati, nel tuo caso, al settore dei motori? Ma credo che intanto c'è già in atto uno sdoppiamento delle carriere, no? Una carriera storica e una carriera più rivolta al futuro, all'attualità e a quello che è il racconto del nuovo. Certamente noi cerchiamo persone molto capaci di spacchettare i problemi e di divulgare le notizie in modo efficace, preparato, competente. Quindi se il mestiere del giornalista mai è stato romantico, e lo è stato, adesso deve essere condito certamente da una grandissima conoscenza dei fatti e di grande pragmatismo. E per il resto tanta passione, perché quello alla fine è il vero motore di tutto quello che trattiamo e del futuro soprattutto. C'è una domanda? Una in prima fila? La facciamo proprio al volo che siamo in chiusura? Io ho una domanda. Purtroppo in Italia molte aziende, tipo ad esempio anche Ducati, Ferrari, sono parte di gruppi che sono esteri. È possibile, e semmai sarà mai possibile, far ritornare questi gruppi, questi brand che sono italiani ma anche di proprietà estera, a essere del tutto italiani, cioè nel senso, ad esempio Ducati, che se non sbaglio è di proprietà del gruppo Audi, a essere proprietario di un gruppo completamente italiano? E se sì, come? Allora, tosta, lo so, perdonate. Chiaramente non ho la risposta, nel senso che evidentemente serve un investitore che si sostituisce all'attuale proprietario. Dal nostro punto di vista, far parte del gruppo Audi e quindi Volkswagen è un fatto incredibilmente positivo. Da quando siamo stati acquisiti, Ducati ha consolidato un percorso che era già, come dire, nel suo DNA, un percorso di crescita, di consolidamento e rafforzamento che ci porta oggi ad essere nella forma migliore della storia dell'azienda. E questo è anche grazie a un investitore che ci ha lasciato totale, sostanzialmente, autonomia nelle scelte strategiche di prodotto, industriale e altro, ma ci ha anche accompagnato in un qualche modo protetto quando ce n'è stato bisogno. Quindi capisco il tema, ma in realtà dovremmo anche vedere l'aspetto positivo che ha questo fattore. E la stessa cosa vale per Lamborghini. Lamborghini sempre parte del gruppo Audi, però Lamborghini rimane a Sant'Agata, tutte le auto sono sviluppate a Sant'Agata, prodotte a Sant'Agata, quindi anche nel caso di Lamborghini, e forse anche più di Ducati, Lamborghini ha tratto un grande beneficio nell'essere stata acquisita da un gruppo tedesco. Io vi ringrazio infinitamente per essere stati con noi questo pomeriggio, spero di aver dato un po' di spunti anche, ecco, per avvicinarsi chi non è ancora totalmente dentro il mondo dei motori e non solo. Grazie ancora, vi aspetto presto, Grazie a tutti. spero.